Uno spettacolo mozzafiato come non se n'erano mai visti prima, e pensare che per i volontari del soccorso alpino e speleologico il calarsi da pareti vertiginose in condizioni sovente critiche e severissime per soccorrere persone in difficoltà è ordinaria amministrazione. Ha lasciato a bocca aperta la folla assiepata sabato sera ai piedi del campanile di Piazza Duomo, oltre che al mattino all'ospedale San Martino, la dimostrazione pubblica di che cosa significhi il soccorso in montagna, svolta in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Belluno al Corpo del Soccorso Alpino nel 70° dalla Fondazione. Orgoglio e profonda gratitudine, ha detto il sindaco Oscar De Pellegrin durante la cerimonia che ha sancito l'eterna riconoscenza della città verso chi per puro spirito d'abnegazione si prodiga quotidianamente e gratuitamente per salvare la vita altrui rischiando la propria. Ci siamo ritrovati a movimentarci lungo l'angelo del campanile, che di per sé è il simbolo di Belluno e che spesso viene ritratto con lo sfondo della montagna simbolo dei bellunesi. In questo modo abbiamo voluto ritrovare quel connubio tra l'angelo del campanile e la schiara, connubio che rappresenta l'alpinismo bellunese. Una trentina i soccorritori presenti. La prima calata dall'angelo sommitale al ballatoio della cella campanaria, proseguendo con ulteriori calate di tecnici, personale cinofilo al completo, di un soccorritore con un'infortunata e della barella, terminando con l'allestimento di una teleferica per riportare tutti a terra sani e salvi, tra lo stupore generale di chi ha assistito alle operazioni. 240.000 le persone soccorse dal 1954, numeri straordinari ed eppure non ancora esemplificativi dell'intangibile senso di protezione che gli eroi silenziosi della montagna, ora cittadini onorari, infondono in chi la frequenta. Un momento sicuramente importante e significativo per il soccorso alpino nazionale e bellunese nello specifico.